l'ultima volta che ci eravamo visti mi avete annunciato che ci sarebbero state novità dal punto di vista societario, ho spiegato il progetto societario. Qualcosa di nuovo si è visto, perché abbiamo visto chiaramente le foto dell'amichevole locale che c'è stato un sponsor nuovo sulla maglia. E quindi ci sono novità, possiamo ufficializzare da parte sua qualcosa, perché insomma qualcosa è uscito, qualcosa non è uscito, non so se riuscire a capire, insomma, anche per immagino che anche i tifosi vogliono, anche per rispondere magari a delle cose che sono uscite nelle settimane scorse, per suo interesse, smentire. No, allora l'allargamento della società lo sapete tutti, ha coinvolto 12 soci progressivi compresi gli attuali. Quindi questi sono i nomi, diciamo un po' li conoscete, qualcuno no, e verranno comunicati nel momento opportuno quando sarà fatta la sottoscrizione di tutti gli altri da notaio. L'idea è quella di, in occasione della presentazione della squadra prima del campionato, perciò parlo di fine agosto, in Piazza dei Signori se ce la permettono, oppure in Piazza dei Poveri se vogliamo farlo. Quindi non è un problema se i signori poveri potete presentarli. E in quell'occasione presenteremo ufficialmente e fisicamente ogni amministratore o titolari delle aziende che in gruppo. Quindi la sera della presentazione della squadra. Sì, perché mi sembra una cosa giusta, al di là chi ha più quote e meno quote, è una cosa giusta che tutti siano visibili. Poi quello che parla più piccolo vedremo il stavello che tutti quanti alla fine. Il podio. Lo sponsor che abbiamo messo sulle maglie sarà lo sponsor della squadra per tutta la stagione? No. Tanto facciamo uno sponsor a domenica, poi vediamo. Era solo con la parte del cane. Sì, ho fatto un'uscita con metallico proprio per la presa del cambio. Mentre con la Fiorentina lo sponsor ufficiale era la banca Tedesco. Era lo sponsor della presa del cane? Metallico. Sì, che tanto sul giornale di Sardegna, non so se voi lo leggete, nessuno legge il giornale di Sardegna. C'è la prima pagina per vedere una foto di alcuni giocatori nostri, ma si vedeva che viene anche l'effetto ma è molto bello. Però io lo regalavo, l'avrei preso prima o poi riusciranno a metterci fino alla pagina, dai, passo la volta. Con calma. Quando presenterete la maglia nuova, Io metteremo. Bene. Perfetto, non avevo parlato. Questa? Grazie. No, guarda, metti gli occhiali. Bella, bella. Altre domande? Non temo il tecnico perché come sapete la squadra sta lavorando solo, quindi una cosa diciamo così, oppure qualche richiesta di lavoro in corso le farà chiaramente i tecnici che stanno lavorando con i giocatori. Per quanto riguarda il gruppo La Rosa, oggi diciamo che abbiamo chiuso la campagna tenendo aperta la finestra se capita o serve qualcosa di mirato saremo pronti a prendere quello che serve. Chiaramente questo vuol dire nel periodo fine agosto vista la Coppa Italia. Vuol dire che se il mercato è chiuso vuol dire che Perla è un altro livello. Perla è stato il primo che ha firmato quel credito. Cioè, quando ho sentito quella notizia sul sito sono stato veramente, ci siamo sentiti veramente sono bravi, perché se effettivamente a tutto questo mercato Io non ti direi Presidente della Città, io sto facendo la campagna per cedere. Perla. Beh, dai, fra 4 anni l'ho finito bravo. Tanto ci hanno promesso che anche quest'anno farà qualche cosa, quindi però comunque sono tutti dei discorsi che trovo in effetti di reale non c'era assolutamente niente. Noi da società non abbiamo avuto nessuna richiesta per terra. Altra cosa, saranno 38 le partite, Sì. no? Più la Coppa. Di campionato. Secondo voi la Rosa numericamente è a posto per affrontare 38 partite di campionato? Con
Beh, il concetto che abbiamo noi di Orsa, visto che l'anno scorso chiaramente ci vuole il gruppo base, quindi vuol dire che 8-10 giocatori giocheranno quasi tutte le partite se fisicamente saranno a posto. Perché quando si parla di gruppo deve essere così, perché se ogni domenica mettiamo i giocatori il gruppo si forma. Quindi questa deve essere la base di partenza. Chiaramente se succedono che ormai infortuni o cose diverse, bisogna correre ai pari, però insomma, sono cose che per il momento non sono neanche ipotizzabili, insomma, il gruppo che attualmente sta facendo bene, veramente bene. L'ultima cosa che chiedo, questo ragazzo che è andato da Cagliari, è lui il giocatore dei Redi che sono nato? Beh, diciamo che arriva sicuramente per fare un ruolo di giocare importante. È diverso da come giocava Fornato, è molto più veloce, molto più gamba, sa calciare le posizioni, perché ho visto una cassetta l'ultima 7 posizioni calciate, 7 gol e mezzo fatti. Quindi un piede che è una sicurezza. Esistono giocatori fotografi. Esatto, e poi il concetto è questo che il C2, che avete visto anche la velocità cambia, bisogna essere molto più dinamici, molto più veloci nelle soluzioni. Feronato per dirlo ha fatto tanto con il minuto umano, che è un anno eccezionale, chiaramente l'età non giocava a suo favore. Lui sto molto serio, dire guardate, però altri motivi non ci sono a casa, però la categoria Sì, il discorso era al di là della persona, era riguardo al ruolo, insomma, non so come dopo la linea e quindi vuol dire che poi ci sta qualche novità, quindi sapere. E comunque attualmente nel ruolo di Feronato che faccio per essere Battia. Ma sai quando si chiude il mercato? Che cosa? Ma è commesso. Sono sempre vincolate. Non ci sono centesimi. Io ho fatto la domanda in base alla dichiarazione del mercato è chiuso, c'è la finestra, no? Se il mercato è chiuso, la domanda è Guardiamo il futuro. Siamo passato, siamo persi. Non che abbiamo passato. Non è per per capire il proposito. Sì, dico, Presidente, qua se c'è, se andiamo tra 2 mesi, un mese, ma se attenavamo le 7 via. Sono state fatte delle scelte, no? C'è cercato Morandi, anche un giocatore Morandi. purtroppo c'è stato un giocatore, quindi vuol dire che la società puntava su un determinato tipo di giocatore con determinati. Questo potrebbe essere quello giusto? Quindi era per riuscire a Ma questo è riuscito perché lo abbiamo con Blitz, quando lui a Monza, era a Monza. Poi abbiamo telefonato e poi abbiamo detto, guarda che tu vai a Monza, rimani da solo, c'è il tuo che dice, io gli amici. È andato su la sera, la mattina per giocare un altro. Allora Gallo, un salto, abbiamo giocato al Cagliari, si gira e si ascolta. Qualcuno le ha detto, certo sei stato a Treviso, ha detto mi trovo così bene che non ho nessun problema, anzi ho trovato l'ambiente giusto. Questo è molto importante. Ha salutato i padri, la madre, tutti quelli che doveva salutare, mi ha detto che tranquillo sereno. E per i sardi queste cose sono importantissime, perché questi, anche a dentro della società del Cagliari, tanto vogliono tornare tutti in Sardegna, il sabato vogliono tornare tutti, e quindi la nostalgia della sera della loro terra per loro è più di noi che siamo abituati più a girare, ad andare in giro. Loro la soffrono. E questo per me è stato molto positivo, questo detto da lui tra loro che si conoscevano in un magazziniero, è molto importante. Domanda per così. Programma degli amichevoli da qui a quando potete, cioè prima della Coppa Italia, perché comunque ci sono stati dei cambiamenti. Giovedì, sono dietro Conegliano. No, giovedì 11 a Conegliano, giovedì 11 ore 17:30, Conegliano Treviso, a Conegliano. Quindi il fantomatico tornare alle cavole. No, è saltato tutto. Non ci sono più amichevoli. Per il momento l'ufficialità è questa. L'11, poi il 17 abbiamo la
Italia potrebbe saltare fuori ancora qualcosa, però andiamo a valutare quando abbiamo fatto una. Sono le tante partite di Coppa Italia. Sì, sono 3 partite, dove Ma 4. lo fanno anche andata e ritorno? No. Ah, no, No. Passano le prime 2 per il girone come l'anno scorso, sono 5, passano le prime 2 tra